Ciao l'Italia, allora ho appena finito in questo momento di montare i video del raduno in Brussia, mi piacciono un casino, si sono molto in stile vlog proprio, nel senso proprio così, mano libera, veloci, senza nessuna minima cura di niente, però insomma mi hanno fatto ridere, quindi mi sono piaciuti, ecco, di solito i miei video mi stanno in culo, cioè mi annoiano, mentre questi mi sono piaciuti veramente. Niente, in questi giorni devo andare a trovare i Singani per fare, diciamo, delle cose assieme e avevo detto già che sono in Furlandia, precisamente adesso sono a Valvasone, no? Siccome sono arrivato un giorno in anticipo, ho detto intanto vado qua, mi attacco nell'area del camper gratuita con la corrente, quindi faccio le mie cose col computer eccetera, e avevo pensato sarebbe carino, no? Visitare le altre aree soste gratuite che mi avevano consigliato, fatte conoscere in giro per il Friuli, che io non ho mai visto, queste aree soste intendo, e solo che poi purtroppo mi è tornato in mente che mercoledì devo tornare dal dentista, praticamente la mia capsula qua del dente che si stacca ha fatto entrare nel nervo un po' si vede di cibo, ho fatto infezione, avevo una bolla in bocca, se ti ricordi il video, no? Che io avevo preso paura, no? Della bolla, no? Allora corri con Michele, oh cazzo, ho perso anche quei video, oddio, spero di no. Spero di non aver perso quei video. Io ho paura che quella volta prima del parco faunistico Cappellaire ho cancellato il disastro di video. Veramente, questa roba ce l'ho ancora qua. Porco cane, veramente, no, no, mi ha immusuonato seriamente perché con Michele e Mario avevamo fatto dei video fantastici. Michele poi sembrava un professionista, cioè quando, ma nel senso un professionista in termini di spontaneità, no? Cioè, sembrava proprio un attore, no? Quando spiegava come fare la pulizia del frigo e l'avevamo fatto anche in diretta. Porco cane, poi vabbè, aspetta, è vero perché se ho perso tutti i video devo anche raccontarti cosa è successo. Praticamente c'era il mio frigo che scoppiettava, tipo faceva le sfiammatine, no? Per capirci come rumore. E allora ho detto, vabbè, cioè quasi 2 anni che ce l'ho, ci sarà da fare la pulizia del frigo. Allora abbiamo fatto la pulizia del frigo io e Michele, e anche là avevamo fatta vedere tutto quanto bene, eccetera, eccetera. Alla fine non c'era nulla da pulire perché era pulitissimo, però abbiamo scoperto che il bruciatore era rotto sostanzialmente, e quindi niente, l'ho portato da Zia Service a Cassavio che me l'ha spedito su in garanzia e mi hanno cambiato il bruciatore con un altro che avevano in casa, adesso funziona tutto perfettamente. Però sai, un conto è raccontare le cose così, no? Cioè, un po' la cronaca, no? E un conto è vederli in diretta, cioè, è tutta un'altra roba, anche perché è stato bello, è stata un'esperienza divertente. E poi io credo che quando metti in mezzo altre persone, soprattutto anche persone simpatiche, perché insomma Michele e Mario insomma sono bei personaggi, eh, però niente, è andata così, a me veramente ci sto pensando, cioè ci sto pensando tanto, mi sto mangiando tanto le scatole perché non mi è andata giù sto discorso che ho perso quei video là, insomma, e adesso neanche appunto non so cosa ho perso, perché una volta era buona abitudine, finita la giornata, scaricare la macchinetta o la GoPro e poi formattarla, e stavolta niente, è andata così. E forse solo quello, c'è un altro problema, vedi? C'è i piatti da lavare, ma porca miseria, che ha voglia adesso col cavolo, no, mi monto altri 2 o 3 video e ciao, arrivederci. Sto fumando meno, in questo periodo sto fumando meno, la differenza è chiaro che la sento. Soprattutto cosa importantina, non fumare prima di mangiare. Cioè, questa è una cosa, prima di mangiare, prima di andare a dormire. Beh, prima di andare a dormire, anche quando non avevo problemini, cioè proprio è una roba da evitare assolutamente proprio. Il fumare prima di andare a dormire, assolutamente, quello toglilo. Minchia, c'è un silenzio pazzesco, senti che roba. Sono tipo quasi le 2 di notte. Senti? Che storia. Beh, oddio, ho i vicini che russa e non poco. Ho un vicino particolare oggi. Sega confuso, non te sei un camper, capo. Dai, va via. Chi c'è qua che mi chiede di uscire? Chi c'è che mi chiede di uscire? C'è un CP. Ma CP, hai aspettato proprio che arrivasse la pioggia? Mannaggia,
Aspettiamo un attimino che va via la pioggia, dopo andiamo, cosa dici? Dai, lo so, devi fare il cacone perché hai mangiato tanto, ma bisogna aspettare un pochino, dai. Buongiorno Italia, oggi anche se sono particolarmente felice devo rimanere incazzato perché ho ancora i problemi perché mi manca il dente, no? Quindi devono rificarmi sulla capsula, è tutta un'infezione continua, un purga scurga eccetera eccetera. Ma cosa combiniamo oggi? Oggi intanto sono io, L apostrofo Alessia, si vede, non so, sto inquadrando a caso. No, non devo dire, sta zitto. Andiamo da Michele e Giovanni. Ah, raga, che belle stradine. Comunque stiamo andando da Catarsu, Michele e Giovanni, che hanno scelto un paese che finisce con Ano, chissà perché, e dopodiché andiamo a Castel Toblino, bellissimo, un castello in riva al lago, e noi parcheggeremo in uno dei due laghi, perché i laghi sono due. Throw on your boardies and grab your board. Shortboard, longboard, fishboard, fuck. The waves are cranking, it's time to charge. Let the gnarly waves run their course. Hang loose on the party wave. Let's take over the other way. Hang loose on the party wave. Look, take it. He's hanging in there. Don't be clucked by the cleanup set. The overhead pumping surf. Getting work is part of the fun. White House donuts, Muller, Rip. Hanging loose on the party wave. Let's take over the other way. Hanging loose on the party wave. Most hectic. He's hanging in there. E quindi dove abito oggi? Intanto tac, il servizio ricarico acqua da Michele, che l'ha detto al cimitero di Cimolano. Cimitero che non arriviamo. Come lo arriviamo? Sì, vedi, così bisogna anche puntinargli il discorso dell'acqua. E un altro ha detto buongiorno signora. Le scatole. No, perché... Quello lì è isterico da ieri sera, ti giuro, è peggio di una figa, guarda. Avete litigato? Abbastanza, perché è isterico. È isterico come le fighe. Cioè, questi amori così volubili, così volatili. No, non segnarmi il camper! Territorio! Allora, comunque non ti puntino questo cimitero perché siamo 80 km dal punto di arrivo, quindi ne avanti. Poi trovi gente che ti segna i camper, quindi meglio che no. Donna, è vero che oggi è la festa della donna? Sul calendario scrivono così, ma invece deve essere tutti i giorni la festa. Ecco, lei è una di quelle che deve essere tutti i giorni. Comunque, sì, rispetto per la femmina va tutti i guarda giorni. che è sempre in sesso, vedi che in ogni mio video lei è sempre in sesso. Andiamo a vedere le altre due donne. Auguri Buonanè. a tutti e due. No, a uno solo. Discorso dell'altra volta, Alessia ospite a pranzo e la stronzetta che mi ruba lo spazio, vero CP? Perché dopo uno dice, no, uno che non sa, dice ma è normale, sta comoda, no, non c'entra, lei non si mette così di solito. E ho detto agli altri Furbix, no ragazzi, praticamente andiamo a fare una puntina assieme, perché io a questo Castel Toblino non ci sono mai stato, no? Però non hanno percepito, no, il senso della puntina. Vedi, il mio camper, oltre al prelavaggio del CP, gode anche dell'asciugatrice. Cioè, camper full optional, cazzo. Cioè, frigo, fornelli, lavandino, prelavaggio, asciugatrice, incredibile. Manca la lavastoviglie, per carità, però insomma, col prelavaggio e l'asciugatrice e la messa a posto trice, cioè, guarda che robe, Aspetta, perché ci hanno invitato a bere il caffè. Che cazzo fate qua? Non capivo. In casa Giovanni. Porca troia. Vero Emmy? Guarda, sei felice? Nel camper di Giovanni che gli suoni la stufa. Guarda. Mi stai frustrando. Vuoi il caffè anche Ti ho te? dato un po' di pane prima. Ti ha dato anche il pane. Non ho neanche documentato che siamo qua nel salottino di Giovanni, no? E guarda che figata, lui ha la dinetta nel culo, no? E adesso l'ha trasformata in divano a ferro di cavallo che fa così
e ha messo sto piccolo tavolinetto, cioè che è una figata. E dopo davanti, adesso ho la bici, vabbè, perché dobbiamo andare via in bici, davanti al tavolino per mangiare 2 sedie, cioè vabbè, che è tanto simpatica come disposizione, no? E poi c'è sta roba che gli invidio tanto, invidio in senso buono, è anche leggermente ruvida, no? Cioè al tatto, è molto bella al tatto sta roba. Io questa la volevo in cucina, solo che sai, hai visto com'è da me, tutte quelle curve, sarebbe un macello metterla su, io non riuscirei mai. Qua è già più semplice, nel senso che alla fine aveva solo la finestra, però questo lo alzi, è una guarnizione, quindi lo metti sotto anche tagliato alla buona, chiudi la guarnizione ed è perfetto. Ah, che è bellissimo, color legno con le scritte, è stupendo, cazzo. Vero CP, che bello sto divanetto qua. Ti piace? Ti piace? Chi c'è? E Scioretta che viene fuori al cimitero? Ma sì, è normale, dai. Sai che Scioretta è? Vai in cimitero, Ma vai. il cimitero è sempre aperto E qua. tu? Non c'è E poi una dice, guarda che sinani là col camper. Guarda qua Michele che fa finta di fare il finto manager, no? Al telefono, guarda là, occhiali da sole. E pare il milanese imbruttito, no? Ti sa, uè Giardana, arriva là, guarda il telefono. Uè, vendere, comprare, vendere. Guarda, intanto il tuo che i camper che altri vedi tu. Chi c'è? Chi è arrivato? È arrivato Michele? Ah, sì, sei arrivato a far casino? Ah? Ciao. Ecco, cane. Attacca, coglioni, ti attacca, lamorti. brava cane, attacca. L'unica roba che mi detta la buona. Casa Raimondo Vianello in diretta. Ma a me piacciono cose grosse, no? Lo so che ti piacciono le cose grosse. Ecco, dopo io devo censurare tutto ogni volta, cazzo. Vedi, dopo i frighi a compressore sempre spenti abbiamo la pompa dell'olio che se la apri va meglio ma ti consuma un po' di più e poi, no? Michele, ehi! E dopo qui che si ferma per sistemare la pompa dell'olio e passerà del gasolio? no? Sì, del gasolio, no dell'olio, anche a te Yuri, dai cazzo, dai, fai serietà, Perché consuma non massa. spoil. On the road, veramente on the road. E ciao, pausa tagliando. Comunque ragazzi, guarda, notavo 1, una 2 e una 3 camper carrozze tutti uguali, cioè tutti Ducato 1009 turbo diesel e tutte grandi uguali, vedi? 3 carrozze dell'Ave Maria. Throw on your boys and grab your boy. Short board, long board, fish board, fuck. The waves are cranking